Va. Allora, torniamo così, bonus, attenzione a queste cose qui, ce n'erano veramente tanti, c'è chi ne ha approfittato subito, invece attenzione che questi non vengono reiterati in eterno. Allora, leggiamo questo messaggio: sono passato al mercato libero già da 2 anni con tariffe molto convenienti che erano valide per 2 anni alla scadenza, mi adegueranno ad un nuovo prezzo. Con il mercato libero bisogna stare sempre attenti e mai perdersi una comunicazione, altrimenti sei fregato, è così. Io dico al telespettatore, che sicuramente sarà uno che ne sa, perché se 2 anni fa, sì, più di 2 anni fa, è stato, come dire, preveggente, no? Ha previsto addirittura la guerra in Ucraina, ha previsto si è accaparrato un prezzo fisso, no? Per 2 anni. Già sei stato fortunato e giustamente, come stai dicendo, adesso quando è scaduto, sì, subito l'azienda gli ha piazzato un contratto chiaramente che come dire, è talmente diverso dal prezzo che c'era 2 anni e mezzo fa, che ho capito, ma purtroppo vede che questa qua è proprio le congiunture economiche, anche le guerre, eccetera, ma più che altro il fatto che negli ultimi 2 anni, tolto 2 anni fa il Covid, ma l'anno scorso, tutte quelle misure che hanno fatto i governi, che sia stato anche Draghi, che sia stata Meloni, eccetera, erano improntate a tamponare una situazione di emergenza. Sapevano che saremmo andati sul mercato libero, non c'era problema, certo, no? Ma il discorso della spesa della materia prima, no? Come dire, è stato tamponato abbassando l'IVA al 5%, vedi, hanno abbassato le quote incomprimibili per poter far sentire meno dolore a gente come il signore che giustamente ha detto 3 anni fa, ha detto: oh, faccio un contratto di 2 anni con te, ti pago il gas, qualsiasi cosa succeda te lo pago sempre 0,39. E quello è stato un colpo di fortuna, tra virgolette. Però voglio dire che in questo momento forse anche quel messaggio che ha lanciato il signore dicendo state attenti, guardiamo, era il messaggio che lanciavo prima io dicendo guardate, venite anche all'associazione, se no andate sul sito di Arera per confrontare i prezzi, perché questa è una cosa buona e giusta. Assolutamente, sì. Bonus elettrodomestici. Esatto, bonus elettrodomestici. Che cosa può dire? Da ridere. I bonus, no, sono delle misure che dovrebbero cercare di agevolare un passaggio, una transizione, la transizione cosiddetta, no, energetica, eccetera, una transizione ad un consumo consapevole e a delle pratiche corrette, sia commerciali che anche del consumatore. Ma purtroppo, no, ci siamo lasciati prendere la mano. Guarda che bel termine che ho usato. I governi sono lasciati prendere la mano e hanno cominciato a distribuire a pioggia, quindi senza neanche il criterio diciamo, delle fasce sociali. Perché se io, come dicevamo prima fuori trasmissione, ho più soldi, no? Ho potuto avere il bonus alla pari di quello che prendeva 5 volte lo stipendio meno del mio. Quindi andate un po' per fasce orizzontali, per categorie. Per fasce orizzontali o per categorie, ma si è andati omnia munda mundis. Tutto quanto è stato. Cosa è successo? Che a un certo punto questi bonus, cioè quando si fanno le 1000 proroghe, no? Il 30 dicembre, 29 dicembre, infilano dentro i 100.000 bonus, no? Molti non sono più passati perché quest'anno il governo diciamo attuale, no, si è trovato nella condizione di dover dire guarda, ho già dato di i 38 miliardi a disposizione, non c'è più spazio. Quindi se uno si può comprare il monopattino bisogna che ci pensi su, se uno si può comprare la bicicletta elettrica bisogna che ci pensa su, se uno si può comprare gli elettrodomestici, che erano una cosa che andava verso, no, quella transizione energetica che io auspico, cioè il consumatore dice vabbè, faccio un investimento di 350 euro di 600 euro di un frigorifero, sapete quanto ci vuole per recuperare la spesa? Dai 10 a 14 mesi di bollette. Però ho un frigorifero che mi consuma
il 30-40% in meno di energia, no? Ho risparmiato sulle bollette, no? E mi trovo un frigorifero nuovo di un anno, dopo un anno, non di 10 anni. Ma non erano legati poi alle ristrutturazioni recentemente? Questi... Appunto, quando è crollato il bonus 110, è crollato, è come quando implode, no? È imploso tutto il mondo dei bonus, perché dietro al 110% c'erano 3-4 bonus che erano addirittura il bonus terremoto, no? Ma c'era anche il bonus, quello degli infissi, quello degli elettrodomestici, quello perché erano tutti legati a un certo tipo di azioni, erano legati tra di loro. Capitemi che è difficile anche, no, a un certo punto per un governo fare un taglio, no, netto. Allora hanno privilegiato alcuni tipi di bonus che sono rimasti, che sono 2-3, ma tutti gli altri chiaramente sono stati accantonati nella speranza che poi più avanti sarà. Comunque, ripeto. Sì, ripeti che adesso leggo il messaggio. Sì, e comunque ripeto, questo diciamo non vi debba scoraggiare il fatto che non ci siano i bonus. Se uno ha la possibilità, vi prego, cercare di adeguare, cerchi di adeguare quelli che sono le sue tecnologie, perché una tecnologia vetusta ti può far spendere 100 volte più soldi di una. È chiaro che a me dispiace cacciare 600 euro, ma oggi come oggi, dai Elena, diciamocelo tutto, se tu vai in qualsiasi grande come si dice, catena, no, ti fanno le rate. Cioè, voglio dire, se proprio uno non c'ha i 600 euro, ne spende 50 al mese, di quei 50 che sta dando, 20 se li sta mettendo in saccoccia con l'energia. Chiaro. Leggiamo il messaggio, l'ultimo che era arrivato, che così vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Nel giro di un anno ho ricevuto diverse variazioni di prezzo dell'elettricità con la postilla che se volevo potevo recedere. Ma come posso cambiare gestore ogni volta? Purtroppo ho altro da fare che mandare sempre raccomandate e stare dietro a queste variazioni. Scusatemi. Allora, per il telespettatore chiarisco il fatto che le aziende di energia di gas sono state obbligate, perché si pensava che il 31 dicembre del 2023 finissero sia gas che luce, sono state obbligate da 2 delibere ARERA, una a maggio e una a agosto, che diceva che entro il 30 settembre bisognava comunicare al consumatore finale, al cliente lo chiamo, bisognava comunicare le variazioni di prezzo, eventuali variazioni di prezzo, dicendo: guarda che se te ne vai non ti do penali, non ti do niente, cerca di trovarti uno meglio, perché noi ci stiamo adeguando, no, al passaggio al mercato libero. Però dovevano avvisare. L'avviso era obbligatorio, non con lettera raccomandata ma con lettera semplice, oppure erano scritte in fattura dove ti dicevano: guarda, io ti dovrei applicare queste condizioni contrattuali, se non sei soddisfatto, no? Certo, fai le tue variazioni. Io capisco, ecco, questo è un altro caso, il telespettatore che dice: ma io devo stare dietro a tutti quelli che ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, questi qua cambiano, variano il prezzo eccetera. No, se vai nel mercato libero puoi scegliere 2 opportunità. Una è il prezzo fisso della quota materia prima e uno è il prezzo variabile. Come il mutuo. In base, occhio, in base alle fluttuazioni del mercato, dell'Olanda, del qua, bene. Sai qual è stata la fregatura? Tutti dicevano: beh, quasi quasi, sai cosa c'è? Visto che c'è, ogni giorno mi sveglio la mattina una guerra, no? Sai che mi tutelo e dico: guarda, faccio mercato fisso. Metto prezzo fisso per un anno, poi dopo, se per dopo un anno vedo che... quelli più intraprendenti mettono il variabile, no? Scommettendo sul fatto che scenderà sto famoso prezzo. Ma quelli più risparmiosi li chiamo io, no? Dice: ma metto prezzo fisso. Sai cosa hanno messo l'altro giorno? Che se uno mette prezzo fisso, no? Sul mercato libero, e poi no, dopo 3 mesi si pente come
certo. come si pente uno, Certo, un peccatore, no? Adesso le compagnie, dice Arera, possono mettere una penale per eccesso anticipato. E ha scatenato la guerra mondiale, perché significa che tu, no, stai minacciando quello che si mette sul mercato fisso, che sta più prudente, no, sulla quota fissa, che vuole essere più prudente, ora che poi non ti può pentire. E le compagnie cosa hanno fatto? Io sto guardando, sto tenendo d'occhio. Prima facevano un anno, adesso 24 mesi, cioè 2 anni. Cioè, io e te dobbiamo stare sposati 2 anni. Mi divorzi? Quindi attenzione, paghi la penale. Attenzione anche a queste scelte. Attenzione anche a questo. Allora, Sergio Taurino, il tempo è volato, dobbiamo parlare anche dobbiamo parlare di altre tematiche, perché poi siamo entrati anche in periodo dei saldi, poi ci sono le truffe online e poi c'è tanto altro ancora che mi ero segnato che anche ci hanno stimolato i nostri telespettatori. Niente, lo faremo un'altra volta. Grazie di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito, che avete partecipato, che ci stimolate con le tematiche, che mandate i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Buon proseguimento, noi ci vediamo presto.